Amici di Stranamore Siciliano, ciao a tutti, siamo nella rubrica del colpo di fulmine e questa sera vi voglio presentare a Jessica. Jessica ha 21 anni, è di Palermo e fino ad oggi purtroppo non ha potuto trovare il suo ragazzo ideale, ma vediamo il perché. Ciao Jessica. Ciao. Quanti anni c'hai? 21. Sei di Palermo? Sì. Allora Jessica, dimmi, come mai fino ad oggi tu non hai potuto trovare la tua anima gemella? Ma un po' per sfiga, un po' non lo so. Che cos'è che ti attira un ragazzo? Cosa vai cercando? Ma a me piacciono la tipologia di ragazzi scuri, occhi scuri, alti, tranquilli, riservati. Ti piacciono romantici? Quanto basta. E come mai fino ad oggi non l'hai potuto trovare? Ma perché la nuova generazione è cambiata. Non è più quella magari che l'uomo che c'era prima. Eh sì, oggi pensano tutti al divertimento praticamente. Magari troppo. Va bene, ascolta, dimmi quali sono i tuoi hobby? Ma io ogni tanto faccio sport, pallavolo, corsa. Fai footing? Sì, Molto? non molto. Non molto? No. Diciamo quello che basta. Molto basta, sì. Poi? Scrivo. Prima di... Scrivi poesie? No, ho fatto un corso di scrittura creativa. Ah, Scrivo monologhi, queste cose così. poi? No, nient'altro. E quali sport ti piace fare in particolare? Pallavolo. Pallavolo? Sì, anche se sono un po' nana. Però Vabbè, nana perché? Quanto sei alta? 1,59 se vi può interessare. 1,60 allora? Sì. Ah, non è che sei tanto nana, sei, diciamo, misura normale. Sì. Quindi il tuo ragazzo ideale quanto dovrebbe essere alto? Almeno 1,80. Almeno. Almeno, sì. Sei più corto? Vabbè, dipende poi dal complesso. Come tipologia? Capelli scuri, già l'abbiamo detto. Se assomiglia a Luca Toni, anche meglio. Luca Toni. Se è anche giocatore di calcio, anche meglio. Vabbè. La gentilezza. La gentilezza, deve essere proprio gentile. Ti piace il ragazzo romantico praticamente? Sì. Mhm. Va bene, a quando ammonta la tua ultima storia d'amore? Un annetto fa. Un annetto fa? Sì. Quindi è da un anno che sei single? Sì, Completamente sola? completamente. È brutto. Vabbè, si ci abitua. Non casca il mondo.
Sì, vabbè, l'ultimo ragazzo. Hai sofferto molto? Sì. Capita. Le delusioni purtroppo fanno soffrire. Sì. L'amore fa soffrire. Per chi vuole soffrire. Esatto. Ascolta, tu lavori? Sì, lavoro in un centro di abiti da cerimonia. A Palermo sempre? Sì, a Palermo. Segno zodiacale? Leone. Sei leone. Sì. Il compleanno lo faccio il 12 agosto, quindi se qualcuno mi vuole fare anche un regalo, tutti a me. Il 12 agosto Jessica fa il compleanno, perciò amici, per chi vuole farle un regalo, dice Jessica, si faccia sentire. Si può fare. Bene amici, abbiamo conosciuto Jessica, 21 anni che ne deve fare 22 ad agosto, e ora andiamo con Jessica a cercare di poter trovare il suo ragazzo ideale. Va bene? Ok amici, venite con noi. Noi siamo alla ricerca del ragazzo per Jessica, ci siamo portati anche una nostra collaboratrice, Stella, che ci aiuterà nella ricerca. Si metterà Stella e Jessica, senza fare capire niente, magari che ci siamo noi, a cercare questo... Piccoli e anoressici. Tutti secchi, magri. Troppo secchi. Vabbè. Jessica molto probabilmente ha scelto quel ragazzo che si trova seduto nei tavolini di fronte, ha gli occhiali scuri, in questo momento si sta muovendo, sì, ha i capelli corti, occhiali scuri, mi sembra un pochino agitato pure. Va bene, ora stiamo cercando di andarlo a contattare.
L'abbiamo perso. 4-0. Forse no. Niente? Ho capito, ciao. Niente ragazzi, è impegnato, mi dispiace, andiamo. E allora Jessica, io ci sono andato, solo che purtroppo il ragazzo è impegnato, è già fidanzato, quindi difatti ci ho parlato a distanza e lui a distanza mi ha fatto capire insomma che era impegnato. Quindi andiamo alla ricerca di un altro. Allora stiamo per andare a trovare il ragazzo che ha scelto Jessica. Nello, dai ancora. No, guarda quel ragazzo, quello che è il box così, terminato. Devi spiegarlo perché sei Ma stato. dov'è? Quello. Che dobbiamo pallone città? No, sì, bravo. Che dobbiamo pallone città? Vale. Ciao. Sono Alberto di Strano Amore Siciliano. Ciao, piacere. Come ti chiami? Matteo, Quanti anni c'hai Matteo? 19. 19, ascolta, sei single o sei fidanzato? Sono single. Sei single? Sì. Ascolta, noi stiamo facendo un gioco, stiamo facendo il gioco del colpo di fulmine. Praticamente c'è stata una ragazza che ha avuto un colpo di fulmine per te Ah, e ok. ti vorrebbe conoscere. Tu sei disposto a conoscerla? Andiamo. Ok. Ok. Allora, vieni con noi? Così? Non lo so, ti vuoi mettere qualcosa? Perché qua vicino dobbiamo andare. Andiamo così allora, dai. Andiamo Non c'è così? problema, Ok. sì. Vuoi mettere magari le ciabatte? Non so perché. Vado a prenderle così. Abbiamo trovato finalmente il ragazzo che ha scelto Jessica. È un po' piccolino, 19 anni, in confronto a Jessica che ne ha 21, ma comunque. Ma sembra che il colpo di fulmine sia scattato. Ora li faremo incontrare. Lui naturalmente non sa chi è Jessica. Venite con noi. Sei in vacanza qui a Palermo? Esatto. E quanto rimani? Per i prossimi 5 giorni. Ah, quindi poco. Una cosa tranquilla, sì. Tu
Tu studi? Studio. Adesso devo cominciare l'università, ho finito le scuole superiori e spero di andare a Roma a studiare cinema. Vediamo, siamo in fase organizzativa. Lavorate per Strano Amore, quello di Roma? No, Lo studio. Strano Amore siciliano Ah, quello siciliano, ho capito. di Massaro. Ti presento Jessica. Ciao Matteo, piacere. Matteo. Ecco qui. Qui c'è Matteo. Lei è Jessica. Vabbè, non so, vi volete scambiare qualche parola? Ok? Sì, dai, andiamo dentro. Di dove sei? Io sono di Verona, non abito qua in Sicilia. Tu? Sei quindi in vacanza? Sono in vacanza. No, Aspettate, se volete vi potete anche accomodare. Abbiamo fatto conoscere Matteo con Jessica. Beh, ora io vi lascio soli così almeno avete il tempo di conoscervi meglio, ok? Ah, per il momento ti saluto. Ciao Jessica. Ciao, Ciao piacere. Matteo. Come dicevi, sei di? Di Palermo, tu Di dici? Palermo, io sono di Verona. Di Verona. Sono qua in vacanza, ma torno quasi tutti gli anni praticamente. La casa qui? Ho i miei zii che abitano qua e quindi ne approfitto. Insomma, il mare è stupendo. Sto qua gratis, quindi ne E dove sono i approfitto. tuoi zii? Che zona? Abitano qua vicino allo stadio, adesso la zona non te la so dire, però sono qua nei dintorni, ci mettiamo poco. Quindi ecco. E tu cosa fai? Quanti anni hai? 21. 21, ah ok, perfetto. Tu? Io ne ho 19, però insomma, spero non sia un problema. insomma. Cosa No, fai? niente, Studi, io lavori? faccio scienze politiche, studio un po' e lavoro pure. E cosa Lavoro fai? in un negozio di abiti da cerimonie. Ah, bello. Porta sfiga, sto No, cosa, perché? però credimi. Però tranquilla, niente. E invece tu Ah, che ho fai? capito. Io adesso ho appena finito la maturità e spero di andare all'università a Roma. E Cosa vuoi prendere? Per studiare cinema. Ah. È la mia grande passione fare il regista, ho già partecipato a qualche concorso, ho fatto qualche filmetto così nelle mie zone e adesso conto di diventare un professionista, insomma. È un sogno, però non si sa Bello. mai, insomma, vediamo dove ci porterà la strada, ecco adesso. Sono ancora in fase di organizzazione. Ecco. E in che cosa ti sei diplomato? In informatica, però la odio. Non mi piace proprio per niente, cioè ti giuro, ho sbagliato completamente a scuola, però insomma. Vabbè, è sempre così. Ho E poi cercato. magari crescendo le esigenze sono diverse. Bravo. Ho cercato di finirla nel meno tempo possibile, ho fatto i 5 anni. È andata anche bene alla fine, insomma, pensavo peggio, però. Con quanto ti sei diplomato? Con 65. Però insomma. Vabbè, il tuo obiettivo è un altro, quindi. Sì, no, infatti a me interessava uscire, fare un'altra vita, liberarmi da questo peso. Ci sono riuscito, quindi. Ok, A i tuoi amici posto. che hanno detto, ah, adesso vai in televisione. Beh, c'era mio cugino e l'altra mia cugina e sono rimasti tutti. Più che altro i bambini erano curiosi, quindi ho detto andiamo, vediamo. E quindi niente, ho fatto un bel po' di chilometri, insomma. Ero lì vicino al Charleston, quindi neanche tanto come passeggiata. Ecco, a posto, tu la trasmissione la conosci? Sì, loro mi hanno fermata stamattina. Sì? Sì, e mi hanno intrappolata lì per tutto il giorno. Sì, per tutto il giorno No, addirittura. no, vabbè, tutto il pomeriggio che giriamo. Dai. Sì, riprese, cose. È carino. È carino? Sì. Allora, speriamo di vederlo adesso prima che vada. Sì, no, ma allora subito Sì. credo che
Casomai me lo faccio registrare, me lo mandano. Casomai te lo mando io, dai. Casomai dai, dopo mi dai il numero, mi dai l'email se ce l'hai. E tu per quanto rimani? Io parto venerdì, Questo. però insomma non escludo di tornare anche per Natale, così di solito prendo l'aereo, insomma in 2 ore. Facilmente sono giù, quindi non c'è nessun problema. Tu mai stata No. su? Mai? Sì, ma a Roma. Più su mai? A Jesolo. Vabbè, Però- insomma, è lì vicino. No, io devo venire qua al mare perché montagna ormai mi ha stufato. Solo qui sei stato, a mare. Siamo stati qui a Capaci, ti parlo anche di anni scorsi, o se no, cosa c'è qua intorno? Campogallo, è possibile? Capogallo. Capogallo. Sì, anche È lì più sono bello. stato. Infatti, però anche qua si sta bene, è bello. Ho detto che prima che arrivassi c'era l'acqua sporchissima, così. Poi sono arrivato io No, è bello. e l'acqua è caraibica. Ma Ecco, insomma, questa sera cosa fai? questa sera ma ancora non ho organizzato niente. Voi che fate? Non lo so. Vabbè, ti organizzano Io- sicuramente la vita loro. Sì, per forza, perché io qua non conosco nessuno, quindi E sei sceso solo? sì, Hai fratelli, sorelle? figlio unico. Anch'io. Ah, a posto, vedi, perfetto. Quindi, vabbè, dai, casomai dopo ci mettiamo d'accordo per uscire, perché veramente, altrimenti non sapevo cosa fare addirittura. Perché, sai, qua, non conoscendo nessuno, non conoscendo la zona, Certo. sai, è un po' un casino, però per il resto, a posto, ecco. Per le passioni, così, oltre a Ma- scienze politiche. Scrivere, leggere, Anch'io. la fotografia. La fotografia anche. Oh, perfetto. Bello, begli hobby, anche a me interessavano. Tu? A parte la Io al cinepresa? cinema anch'io scrivere, leggere, cose più legate a lettere, filosofia, quelle cose. Ma che tipo di film vorresti... Ma qualsiasi. Non c'è un Cioè, genere. film d'azione oppure qualche film a livello Ma drammatico? più intellettuale che Ah. di azione, però non escludo neanche l'azione, insomma. Dipende un po' da quello che capita, andrebbero bene qualsiasi copione, magari scriverlo io e poi girarlo, sarebbe il massimo, però è difficile. Un mondo difficilissimo. La tua Veramente. attrice... Preferita? Mhm. Beh, Jennifer Aniston, non so se la conosci. No. Chi è? La, Che film ha presente- fatto? Così magari mi collego. Hai visto Friends, la serie di telefilm? Sì. L'ex moglie di Brad Pitt praticamente. Presente quella. Ah, quella bionda. Bionda. Sì. Lei. Ok, magrissima. Per me lei è il massimo proprio anche come espressione, come. Sì, è Veramente. una brava attrice. Spettacolo. È anche bella per me, veramente. Molto, molto. Ecco così. Come attore? Come attore. Attori ce ne sono tanti, bravi, tanti anche però scarsi. Però mi piacciono di più gli attori italiani che non quelli americani. Non so, un Benigno, un qualcosa del genere. Ce li abbiamo solo noi, penso. Come attori americani, un Harrison Ford forse. Giusto bene. E secondo te? Come attrice? Come attrice, come A me attore? piace moltissimo Monica Bellucci. Sì. Così. Come attore... Un attore. Vabbè, io poi punto sulla bellezza, non è che sono una critica. Ti potrei dire Allora Brad tutti. Pitt, non ci fai. Poi magari è pure scarso, però... Certo. E niente, io qua ho visto che c'è il torneo di pallavolo, una voglia di giocare. Giochi? Non a pallavolo, però È una mi piace passione. sempre tenermi in forma. Io ho sempre fatto basket. Per anni, anni e anni, ma anche pallavolo, nuoto. Mi piacciono tutti questi sport qua e quando vedo, quando posso, volentierissimo, metto lì anche con il pallone, anche da solo volendo. No, da solo magari no, però insomma. Te come sport? Io prima giocavo a pallavolo, ora Anche non tu. più perché troppe cose da fare. Per forza. Dici così bassa e nana? Sì, anch'io. No, vabbè, insomma. Facevo alzatrice così. Facevi l'alzatrice? Insomma, un ruolo fondamentale, voglio dire. E niente. Tu segno zodiacale? E io sono Toro. Sono nato il 24 aprile. Cocciuti, proprio Com'è? cocciuti. Cocciuti. Sai che Non lo so, significa? non me ne intendo. Tu sei invece Leone. Leone, quindi sei nata a lui. Agosto. Agosto.
Quindi tra poco, Compleanno. che giorno? 12. Il 12. Tu già sei andato via, basta. Sì, no, è ben passato. Sto aspettando i 20 anni. Ecco, insomma. Oh yeah!